Siamo qui con mister Diego Bortoluzzi al termine della sfida contro il Lady Granata Cittadella, conclusasi per 2-0 in favore del Permac. Una partita iniziata forse un po' in salita perché la Cittadella sembrava più in palla, ma poi è uscito il Permac. Sì, è un po' la nostra caratteristica quella di partire un po', non dico sotto ritmo, però di subire un pochino l'aggressività delle squadre nei primi minuti. Però ce l'aspettavamo, quindi abbiamo saputo reagire nella maniera giusta e poi piano piano il gioco è venuto fuori. Diciamo che abbiamo fatto bene quando abbiamo cominciato a giocare un po' di più invece che fare il loro gioco, sia fare battaglie in mezzo al campo. Quando abbiamo cercato di giocare, di aprire un po' il gioco, allora è andata molto bene. La Coppa dà anche l'opportunità di trovare minutaggio per le giocatrici che magari fino a questo punto della stagione hanno giocato un po' meno, come Anna Zannoni o Alice Bonassi. E come le hai viste in campo quest'oggi? Molto bene, anche Natascia ha fatto tutta la partita e era un pezzo, cioè con noi quest'anno non l'aveva mai fatto, quindi bene questa opportunità che hanno avuto se la sono giocata bene, e è importante perché mettono minuti nelle gambe e ce n'è bisogno, e quindi le altre sono avvertite. E un'ultima nota sul gol proprio di Adriana De Martin qui a Fregona, lei che è proprio originaria di questa città. Appunto le avevamo detto, abbiamo insistito per fare il capitano nella sua città. In più ha fatto anche il gol, quindi abbiamo vinto, quindi per lei penso che sia una giornata da ricordare, e anche per tutti noi, perché ovviamente siamo contenti che tutto il disegno sia venuto proprio bene. Siamo con mister Fabiana Comin al termine dell'incontro, che ha visto il Cittadella uscire sconfitto per 2-0, anche se ha creato molti grattacapi alla Permac. Penso che abbiamo giocato una partita alla pari, una partita a viso aperto, senza andare a chiuderci dietro e costruendo molto. Abbiamo sbagliato qualcosina, i gol, soprattutto il primo, è in dubbio fuori gioco, però dopo come sbagliamo noi sbagliano gli arbitri, e dopo vedremo dalle immagini di sicuro, perché questa è una sensazione. Però sono contenta delle ragazze, dell'impegno che hanno messo, perché tante hanno fatto un turnover del gruppo, quindi hanno giocato un buon calcio contro un gran Vittorio. E diciamo che è mancato appunto solo il gol, ci siete andate vicine in più occasioni, è molto pericoloso diciamo il contributo di Castrati sulla sinistra, è bello il duello con Furlan. Sì, è stato un bello scontro, anche se devo dire che la nostra Castrati deve farsi un po' più furba, però al di là di quello è stato un bel scontro, è stato davanti, hanno lavorato bene, si sono impegnate bene, possiamo far meglio, però è andata così. Poi visto come è andata la prima di Coppa, oggi doveva essere solo una passerella per noi. Esatto, quindi eliminazione dalla Coppa, adesso concentrate sul campionato. Noi siamo sempre state concentrate sul campionato e noi puntiamo alla salvezza il prima possibile e crescere sempre di più i nostri giovani, vederle migliorare è quello che mi fa più specie, perché vedo che le ragazze della prima partita di campionato contro di voi sono migliorate tantissimo e stanno seguendo un lavoro, e non è facile lavorare con me perché io lavoro sempre ad alta intensità. Poi faccio un casino di complimenti a loro per come si comportano e per come giocano in mezzo al campo. Ai nostri microfoni Alice Bonassi, il esordio con i colori rosso-blu, come hai vissuto questi 90 minuti senza subire reti? Sono contenta di aver esordito con questa squadra, ero un pochino preoccupata visto che era un po' che non giocavo, ma sono contenta di come sia andata. Come ti sei trovata poi con le tue compagne di reparto, abituata anche a avere davanti due colossi della difesa come Martinelli e Frizza? Con Gloria ho giocato un po' anche l'anno scorso, quindi questo mi ha anche aiutato a sentirmi più a mio agio, diciamo, e comunque con loro due davanti è tutto più facile. Ai nostri microfoni Anna Zannoni, la numero 2 quest'anno del Permac, per te esordio in Coppa e esordio con i colori rosso-blu. Come hai vissuto questi minuti giocati in campo?
Allora, sono stata molto, molto contenta di fare l'esordio e rispetto alle aspettative che avevo mi sono sentita insomma abbastanza all'altezza, nel senso ho fatto bene. È stata una grande emozione comunque perché ovviamente è tutta un'altra categoria, un altro ritmo, un altro livello di gioco e niente, sono stata molto molto contenta. E anche dalle parole del mister Bortoluzzi che abbiamo sentito prima, è stato soddisfatto della tua prestazione. E come ti sei trovata con le tue compagne di reparto? Allora, sono felice intanto che il mister sia rimasto contento. Con le compagne mi trovo molto bene e sto imparando molto anche dalla loro esperienza, mi aiutano molto. Quindi spero di giocare, di dare ancora il mio contributo a questi colori.